Ciao ragazzi, non ci vediamo da un bel po', devo essere onesto, oggi non ho la mascherina per via del virus, anche perché la situazione qui è abbastanza safe. Ho la mascherina perché oggi l'aria è veramente, anche ieri ieri è stata e anche oggi è veramente terribile. Ora c'è un indice di qualità dell'aria che si aggira attorno ai 133, quindi è meglio portare una bella FFP2. C'è appena stato il capoanno cinese, quindi in giro per la città possiamo ancora vedere gli addobbi del capoanno cinese. Il capoanno cinese, come avete visto l'anno scorso, è come il nostro Natale. Io non so se sentite qualcosa, ma ci sono le macchine, sarà difficile, ma proprio là dietro c'è un signore che sta suonando il sassofono o la tromba. Ma incredibile. Siamo in un bosco che io reputo fighissimo della città, è un laghetto interno alla città, ma sto traffico io lo odio, non riesco a parlare. Oh. Questo lago si dovrebbe chiamare Xinianhu, più o meno il lago della giovinezza, e avendo un clima molto freddo, anche se oggi non fa freddissimo, si può camminare sul lago, si può si può pattinare, giocare, correre, scivolare, farsi del male, eccetera eccetera. Entrando dentro il parco troviamo le solite aree di allenamento usate dai cinesi, che è una figata pazzesca pure questa. Questi qua sono utili per fare stretching, ma penso anche per comunque tenersi allenati. Visto? Il lago è completamente ghiacciato. Tra l'altro qui c'è una pista pedonale per correre. Ora proviamo a salire sul ghiaccio. Scrivetemi nei commenti se avete mai camminato sul ghiaccio. Questa forse è la mia seconda volta. Qua vendono tutti i giochini per i bambini, gli slittini per giocare sul ghiaccio. Questo parco non è niente male, poi è immerso dentro la città, è molto figo. Allora, forse di qua posso scendere. Penso di sì. Sì, ma qua è tutto. Qua pare che appena metti un piede sprofondi. Ah, di là si scende. Allora, vediamo. Mi devo mettere il cappuccio, quindi le orecchie. Qua si cucina pure.
No, ma ragazzi, è impressionante camminare così sul ghiaccio, così naturalmente. Che poi qui è come se avessero creato una pista da corsa. Guardate qua, c'è proprio le linee, sembra proprio una pista per correre con i pattini. E là sotto si gioca a hockey, andiamo a vedere. A me fa impazzire, ci saranno tipo 40 cm di ghiaccio. E poi qua seduti con le sedie. Qua vediamo i palazzi più alti di Cheyenne. Cioè, là sotto c'è una persona che sta correndo sul ghiaccio, che sono anche abbastanza lontano dalla riva in questo momento. Qua c'è l'istruttore di hockey, proprio figo. E qua sembra proprio, guardate qui il colore come cambia, qua sembra proprio, che figato, guardate qui lo stile. Dicevo, qua sembra proprio che si sta per sciogliere a momenti. Vabbè, entriamo. Che figata. Oh. C'è un sacco di strada per fare. Incredibile. Quello sta facendo dei buchi. Da quando sono uscito di casa ho fatto solamente 760 metri. E qua si può passare secondo voi? Qua si sta rompendo. Porca miseria. Avete sentito il rumore del ghiaccio che sgricchiolava? Mamma mia. Che figata, veramente. Allora, usciamo da lì. Ok, usciamo di qui. Qui siamo dentro il parchetto. C'è un signore che sta facendo Tai Chi. Ovviamente questi parchi durante la primavera o l'estate sono bellissimi, sono pieni di verde, invece con queste temperature, con la neve, la situazione qui c'è ancora, non nevica da un sacco di tempo, qui c'è ancora del ghiaccio che non si scioglie. Questa è la cartina del parco. Quindi ci sono due laghi in pratica, c'è la parte grande che si chiama Zinyanhu. Invece questa parte qua la chiamano Nanyunhe, fiume. Ok, qua siamo tornati dentro la città, come al solito centinaia di biciclette fuori controllo. Comunque ultimamente la città, c'è Spider-Man, la città ultimamente è piena di macchine rosa. Allora io devo andare a mangiare adesso perché ho un po' di fame e il mio cellulare, visto il freddo, si sta quasi per scaricare, non ho un power bank e qua non ne trovo, quindi vado a mangiare e ci vediamo casomai dopo. Allora, cosa ho fatto? Visto che io non riesco a bere il caffè di Starbucks, ho trovato un Luckin Coffee che in teoria non ha il caffè espresso. Io ho pregato
gentilmente la commessa di farmi un caffè americano senza acqua. Oh, ho pagato solo 15 yen, ma è veramente molto ma molto buono. Purtroppo è successa una cosa un po' brutta. Mi è cascato il telefono a terra, non si è rotto lo schermo, la fotocamera ha cominciato a non mettere a fuoco le cose lontane. Vi faccio vedere. Non so se lo notate, ma non riesce a mettere bene a fuoco. Ve lo faccio vedere un po' meglio così. Ecco, mette benissimo a fuoco gli alberi, ma non la parte dietro. Quindi il video finisce così, spero che questa camminata sul ghiaccio vi sia piaciuta. E niente, alla prossima volta, ciao! One more day,